Beh, è una grande gara, sicuramente una grande giornata. Io non posso dire di aver fatto una grande gara, forse ci sono andato vicino, ma purtroppo degli errori un po' nel finale mi hanno fatto perdere un po' di secondi preziosi. Però comunque sono contento, ci ho provato a partire forte, a cercare di giocarmela con i primi e poi non è andata fino in fondo, ma comunque è stata una bella soddisfazione essere qua. Io mi concentrerò soltanto sulla disciplina sprint, che quindi sarà i primi giorni, ci sarà ancora una staffetta sprint, ma dobbiamo ancora definire la squadra. Poi nella seconda parte della settimana ci sarà spazio per le gare di bosco, ma non mi riguarderanno. È stato bellissimo, stamattina la gara di qualificazione è stata adattissima a me, ho corso sul livello diciamo di tutti i migliori. Oggi pomeriggio c'erano un paio di tratte davvero fisiche, ho sofferto molto. La parte labirintica con queste barriere artificiali mi sono districato bene. E dopo il cambio carta ho fatto 2 o 3 scelte buone, sono stato raggiunto da Søren Bobak. Ero un po' stupito perché non mi aspettavo di essere raggiunto lì, in effetti dopo ha vinto, quindi diciamo che in diretta ho patito questo essere raggiunto, perché un minuto in una gara così essere raggiunto mi ha un po' scioccato. Dopo ho corso, ho fatto scelte diverse da lui, ma siamo arrivati ai punti insieme e alla fine ero stanchissimo. Gli ultimi 3 minuti ho sofferto, ho provato di stringere i denti ma non arrivavo più. Sono partito forte, volevo migliorare il mio 24esimo posto che avevo fatto in Francia e quindi ho provato di forzare all'inizio, e questo gli ultimi minuti l'ho comunque sofferta.